Eccoci con Giorgio Furlanis, presidente del Portogallo Calcio Femminile. Oggi una inaugurazione bagnata e si dice anche fortunata, no? Di solito insomma, non so se sarà veramente così, però poi quest'anno non farete conto sulla fortuna ma sulla forza in campo. Volete questa promozione che avete seguito l'anno scorso è sfuggita per poco. Sì, buonasera a tutti. Sicuramente quest'anno l'obiettivo sarà cercare la vittoria finale nel campionato d'eccellenza. Sappiamo che il campionato è un po' difficile perché ci sono alcune compagini veramente forti e si sono anche un po' attrezzate come noi, quanto noi. Mi spiace per il rammarico l'anno scorso non essere stati ripescati in Serie C, ma però accettiamo l'esito finale e adesso pensiamo al campionato d'eccellenza che sarà molto importante a noi, in cui dovremo dimostrare le capacità e le bravure che hanno dimostrato le ragazze l'anno scorso. Sì, prima ho sentito il nuovo mister che mi diceva che quest'anno insomma vi manca la Novellino che è una pedina importante nel vostro scacchiere. Questo per introdurre la domanda su qual è l'organico quest'anno, se avete un po' la base dell'anno scorso, se c'è qualcosa in arrivo, se siete già forti di partenza. No, la Novellino ci sarà, manca stasera, ma la Novellino le confermo che ci sarà. Perché mi dicevano che è infortunata. No, infortunata è la Minutello. La Minutello è infortunata fino a gennaio perché deve stare operata, anche la ragazza era qui. La Minutello purtroppo, che è un esterno veramente importante per la squadra, per l'organico in difesa, lei mancherà per i primi mesi sicuramente. Però abbiamo acquistato un paio di ragazze importanti, una ex Bassano, una certa Lungato, e poi un ex Tavagnacco Zentil Francesca e poi un'altra ragazza che adesso non posso dire il nome, stiamo concludendo trattative per rafforzare le ragazze mancanti per la campagna acquisti. Riteniamo che sia sufficiente anche perché l'intenzione nostra è poter portare in prima squadra anche qualche ragazza del 17 che merita, cioè, l'obiettivo nostro è sempre stata quella di far giocare le ragazze giovani. Andando per settori, difesa, centrocampo e attacco, qual è il vostro punto di forza? Ma diciamo che il nostro punto di forza, diciamo siamo messi bene in tutti e tre i posti, ma diciamo che è difficile adesso sapere quale sarà la posizione migliore. Sicuramente noi siamo stati sempre forti sulle fasce, abbiamo delle fasce veloci, per cui in questi ultimi anni abbiamo visto il mister che ha lavorato molto con le fasce. Non so come il nuovo mister penserà di mettere in campo la squadra, ma sicuramente ha per ogni spazio, proprio difesa, attacco e centrocampo, qualità per scegliere. Allora, ultima cosa legata sia al campo, quale sarà, dove giocherete, insomma, come luogo, come sede principale, se a Lovisa o al Mecchia, e quali condizionamenti si prevede, se si può fare una previsione legata al Covid? Diciamo che il campo è confermato al Mecchia, per cui ci atteniamo proprio una squadra e giocheremo al Mecchia quest'anno. Mentre per quanto riguarda il Covid è un punto di domanda perché sicuramente intanto si partirà. Allo stato attuale il pubblico è ammesso? Dal 1 settembre il pubblico è ammesso, distanziato, per cui dal 1 settembre si possono fare le prime amichevoli con il pubblico distanziato e in tribuna. L'unica cosa che non sapremo come andranno dal punto di vista dei contagi, speriamo che lo stesso sport, la stessa scuola che partirà dopo il 14 ci daranno un segnale molto importante. Come avete una procedura, un vademecum da rispettare? Sì, noi abbiamo un vademecum, noi ogni sera che entriamo qui in campo controlliamo la temperatura delle ragazze, ci facciamo dare la certificazione che questo deve essere fatto sempre. Cerchiamo di far rispettare le ragazze all'interno dello spogliatoio, occupando lo spogliatoio 1 metro di distanza, e ugualmente per la doccia. C'è sanificazione dei spogliatoi ogni volta? Per cui abbiamo un registro di sanificazione dell'ambiente, pulizia e sanificazione. Come avete visto abbiamo dotato le ragazze ognuno la sua borraccia personale che si la porta a casa. Abbiamo cercato di toccare tutti quei punti salienti che i protocolli della Federazione Calcio ci hanno indicato. Bene, allora abbiamo detto a sufficienza, insomma, come primo approccio e anche come presentazione, insomma,
meglio di così, al di là della pioggia, insomma, si può essere contenti. Che invito vogliamo fare ai tifosi Ma per chiudere? io mi auguro che tutte le persone che finora ci hanno seguito ci continuino a vedere, a venirsi a trovare allo stadio, perché le ragazze hanno bisogno del pubblico, come per tutti gli sport, che sia calcio, che sia pallacanestro, che sia qualsiasi sport, il pubblico è una parte importante per i nostri Il colore, il giovani. sostegno, il tifo serve. Assolutamente, io dico venite a vedere i ragazzi giocare. Bene, grazie e in bocca al lupo. Grazie a lei di nuovo.